Era il 21 aprile e sul mio divano si è seduto il duo cagliaritano Le Lucide, Michela e Tiziana, e mi venne spontaneo, parlando di Garcia Lorca, chiedergli com'è cominciata questa passione per il teatro. Io avevo due possibilità da bambina, mi sono data solo due opzioni, non amo troppa scelta. La prima possibilità era quella di fare il Papa, la seconda era quella di fare l'attrice. Mia madre mi ha spiegato perché non avrei mai potuto fare il Papa, a malincuore ho dovuto mandarla giù, perché gli abiti del Papa erano fantastici, ma non importa, mi sono ostinatamente prodigata, sbattendomi da tutte le parti come una bambina pestifera e capricciosa per riuscire a fare l'attrice in tutti i modi, e ho cominciato all'età di 7 anni.